occasione per onorare questo debito di riconoscenza, per fare meglio, con coraggio e decisione, il nostro ruolo, per contribuire in modo determinante alla costruzione della nostra provincia, che decisioni affrettate e indiscutibili ce l'hanno fatta diventare più povera e più piccola. Purtroppo la situazione presente oggi nella Camera del Lavoro, che per la prima volta celebra l'assise congressuale non in modo unitario e sereno, ma divisi in più anni, non ci aiuta a raggiungere quegli obiettivi e quei traguardi. Le stesse candidature, così come sono state presentate, non aiutano, anzi corrono il rischio di trasformare il Congresso in ulteriori occasioni di inutili divisioni. Senza unità si esce solo sconfitti. Se da un lato sono convinto che nell'attuale condizione della CGIL ci sia stata una totale assenza di politiche confederali, culturali, di iniziative in grado di risollevare le inaccettabili condizioni della nostra provincia, che in qualche modo possono giustificare il malessere dei compagni, che non si rassegnano all'idea di un'organizzazione che appare malata, poco convincente, complementare, subordinata e soprattutto non all'altezza delle nuove sfide. Dall'altro non trovo costruttivo che ciò possa tradursi in uno scontro a tutto campo, che rischierebbe di venire interpretato come un ritorno ai vecchi metodi della politica, alle ostilità anche personali, in cui la discussione sul merito funge solo da contorno alla discussione sui modi in cui eleggere i gruppi dirigenti. Questa filosofia va cancellata. Penso che la complessità dei problemi e dei punti controversi, purtroppo oggi presenti nella nostra Camera del Lavoro, impongono a tutti noi, al gruppo dirigente, chiarezza e tanta lealtà nell'affrontarli, con una discussione trasparente, con un'assunzione di responsabilità e di unione senza demonizzare nessuno. Ma per fare questo occorre autonomia di pensiero e libertà da ogni condizionamento politico esterno. Oggettivamente dobbiamo prendere atto che la più grave responsabilità del segretario uscente è quella di non essere riuscito a recuperare i rapporti e le lacerazioni sorte in occasione della sua elezione. Anzi, mi pare che i comportamenti non proprio lineari le abbiano accentuate, producendo un clima di sospetto e di congiura che ha tolto serenità all'ambiente e non ci ha certo aiutato nel percorso congressuale. Doveva essere una fase di transizione, invece non è transitato nulla di nuovo. Il dibattito deve essere franco, aperto, leale, democratico e non imposto dall'alto su binari forzati che rischiano di non portare da nessuna parte, e tantomeno a quel rinnovamento giovanile a cui nessuno ha voluto lavorare. Io temo, per dirla molto francamente, che oltre alla mortificazione degli organismi dirigenti e del Congresso di noi, senza demonizzazioni, paternalismi pelosi e con il rischio di ritorno a organismi degni di una storia che abbiamo abbandonato e voluto dimenticare, la mia proposta è invece quella di accogliere tutte le candidature possibili, che mobilita e coinvolgono le compagne e i compagni, togliendoli dalla passività che scalonizza il sindacato, lasciando che sia poi il Congresso, organo sovrano, a fare la giunta sintesi e la giunta scelta di un gruppo dirigenti unito, libero e proiettato al rinnovamento. In questo momento pieno di tensione serve una svolta, un salto di qualità, serve unità, libertà, autonomia, trasparenza, collegialità, autorevolezza nel comando. Serve una squadra e chiarezza nella linea, idee, progettualità, intelligenza e potenzialità. Dobbiamo lavorare tutti insieme per farle emergere e valorizzarle, per dare stabilità e fiducia alla nuova squadra e al progetto. Dobbiamo uscire da questo congresso più forti, al tempo stesso dobbiamo trovare forme organizzative più efficienti. Che fare? Occorre rilanciare la discussione e la partecipazione, recuperare unitarietà nella chiarezza e scelte conseguenti. È fondamentale per allargare coscienza e comprensione riguardo alla posta in gioco che questo congresso ci consegna, e ancora di più nella nostra realtà auspico una decisa inversione di tendenza, e in tal senso, come sempre, sono disponibile a fare la mia parte affinché la deriva sia evitata. Rispetterò, come sempre ho fatto, la volontà delle compagne e dei compagni che costituiscono l'organizzazione, senza rinunciare mai ad esprimere con franchezza giudizi positivi o critici quando le iniziative o le decisioni o il lavoro del nuovo gruppo dirigente non sarà adeguato agli obiettivi. Nell'avviarmi a conclusione, consentitemi alcune considerazioni sulla mia più breve esperienza di segretario d'organizzazione, iniziata in una fase in cui, oltre alla lacerazione dei rapporti, si prefiguravano gli effetti del nuovo contesto territoriale restituitoci dall'istituzione delle nuove province.
con l'entusiasmo per l'importante ruolo. Preceduto Salvatore Pinna, i tempi sono stati abbastanza lunghi. Ecco, però d'ora in poi ci atterremo scrupolosamente al rispetto dei tempi, massimo 10 minuti, senza bisogno che il compagno venga richiamato. Io annuncerò. Congressisti. Dalle elezioni del 2001, vinte dal centrodestra, sono passati oltre 4 anni. Ebbene, il mio dovere come membro della segreteria regionale è cercare di chiarire ulteriormente il passaggio difficile nel quale siamo, sia nei confronti con lo Stato sia nei confronti con la Giunta, perché vorrei che non ci fossero equivoci rispetto al rapporto che noi stiamo tenendo con la Giunta regionale. In altre parole, va distinta la nostra piena adesione come CGIL alla vertenza della Regione con lo Stato, che vede impegnate anche altre organizzazioni, che vede impegnata la Giunta, e va tenuto chiaro che il vero... Porterò un saluto formale a questa assise, perché chi passa per una volta nella strada del sindacato poi ci cammina per sempre, come diceva un poeta sardo. E camminare per sempre all'interno della strada del sindacato significa riuscire ad acquisire esperienze, riuscire a parlare tante lingue. Io sono chiamato oggi ad un ruolo diverso, però la mia storia, quello che questo sindacato mi ha dato, rimane come punto essenziale del mio lavoro quotidiano, del mio lavoro politico. Imparare tante lingue significa, per quanto riguarda un sindacalista o chi milita nel sindacato, saper parlare di lavoro, di diritti, saper parlare di economia, saper parlare di nuovi lavori, avere le antenne attente a quello che succede all'interno della società ed acquisire i nuovi linguaggi che provengono dalla società. Cosa si faceva? Si riunivano le diverse sensibilità dell'organizzazione, si chiudevano dentro una stanza e quei compagni avevano l'obbligo di trovare una sintesi unitaria e di uscire fuori dalla stanza in cui erano chiusi, avendo trovato una soluzione che in qualche modo permettesse all'organizzazione di uscire, come in questo caso, con una sola voce. Io credo che la responsabilità di non distruggere il lavoro che è stato fatto è affidata ad ognuno di noi. E tutti noi che siamo qui, tutti i delegati che sono qui, devono rispondere ai 18.000 iscritti che ha questa organizzazione. Quindi a voi compagni il compito di trovare all'interno della vostra dignità e della vostra intelligenza una soluzione che permetta a questa organizzazione di rientrare in campo non con il capo piegato, ma di rientrare in campo a fronte alta e con un progetto politico. Grazie. Non sono abituata, non so come si fa. Non è un intervento formale, non è una relazione sociopolitica. È solamente il voler entrare a far parte di una famiglia e condividere con essa le problematiche le problematiche con le quali mi devo confrontare come operaia tessile del gruppo dell'Egler e come giovane donna. Il nostro congresso di categoria si è svolto in un clima di tensione, di grandi preoccupazioni, animati dalla vertenza Legler, un gruppo trainante nel nostro settore, che dopo più di 30 anni di presenze nel territorio sardo, grazie al territorio sardo, oggi minaccia
Oggi minaccia e dice vado via se non mi conviene, vado via se non mi date i soldi. E noi siamo qua che guardiamo, perché la delusione da parte mia è tanta, perché abbiamo urlato, abbiamo usato urlare, è tutto a posto, ma com'è riparte? Ma riparte dove? Non abbiamo finito la frase, riparte in cassa integrazione per un altro anno, per andare poi dove? Ci sono centinaia di padri di famiglia, centinaia di madri, che stanno lì che aspettano da parte nostra, a maggior ragione dell'organizzazione forte e sensibile come lo è la CGIL alle problematiche sociali, che aspettano risposte. E noi abbiamo questo dovere, non dobbiamo nasconderci dietro la propaganda, dietro gli slogan facili, dobbiamo affrontare la situazione. Dobbiamo affrontare la situazione per quella che è, una situazione drammatica, ma dove la vostra esperienza, che un domani diventerà la nostra, perché le mie preoccupazioni sono anche quelle, il futuro della CGIL, una volta che la classe dei dirigenti dei over 50 andrà via. Merita tutto, giustamente, noi cosa diremo? E quindi mi auguro che la CGIL saprà dare risposte, come vi ho già detto, saprà anche formare i nuovi organismi dirigenti. Non abbiamo bisogno di tutti questi corsi in continente con quei grandi del sindacato. A me ieri il signore mi ha trasmesso la passione. Abbiamo bisogno della passione del signor poeta Peppino, di quello che sappiamo tutti, lo sapete meglio di me, avete ampiamente discusso in quel proposito, che temo non sia assoluto, che solo una Camera del Lavoro unita potrà assolvere con brio il suo compito sociale e politico. Perciò sappiate, perché per chi come me, per i primi passi nel sindacato, per chi come me per la prima volta partecipa a un congresso provinciale, non è facile non è facile per niente, perché le vostre strategie politiche, i vostri giochi di potere, per noi che vogliamo ancora avere o sperare, usare l'ideale, raffreddano tanto. Quindi mi auguro veramente che questa mia sensazione sia solamente dettata dalla mia inesperienza e che senza alcuna presunzione e con l'ingenuità veramente dei figli che ti chiedono ai genitori non di spiegare più. Mi auguro che questo congresso riporti l'unità necessaria per mandare avanti veloce e risolvere gli innumerevoli problematiche del lavoro. Grazie a Sofì per le sue sagge, ponderate e commoventi espressioni. La parola ora al compagno Saverio. Compagni e compagne, anche io appartengo alla categoria degli over 50, 60. Ne sono profondamente orgoglioso, poiché questi 60 anni circa, 35 li ho messi al servizio della mia CGIL, del movimento sindacale dei lavoratori. Un orgoglio che deriva dagli inizi degli anni 70, quando la fabbrica di Ottana
iniziò le produzioni delle fibre acriliche e delle fibre fluorescenti, del vapore e dell'energia elettrica. E contemporaneamente iniziò le produzioni di tecnici, di quadri politici, di quadri sindacali. La covatta di Gnoi, la chiamava Giacinto Riffelli. Gnoi, grande dirigente e segretario della Città del Movimento, che io ricordo con grande affetto e con grande passione. Lui ci fece crescere. Noi avevamo una base, lui però ci fece crescere. Lui ci diede lo stimolo a diventare quadri sindacali. Lui ci diede lo stimolo a diventare quadri politici assieme ad altri. Pensate che nel 75